Ed eccoci qua, amici telespettatori, la favolosa rubrica dei mascoli e femmini. Era il 1979, quando in Romania nasce una splendida creatura, una ragazza di straordinarie capacità, bella, dolce, sensuale, sexy. Dalla Romania si trasferisce nella nostra bella terra, la bella Sicilia, e viene a finire qui, nella rubrica dei mascoli e femmini, come nuova tronista di Strano Amori Siciliani. Ma non voglio soffermarmi più di tanto, perché vi voglio presentare subito Niki. Vai! Niki, il tuo ideale di uomo? Il mio ideale di uomo? Non penso che esista un ideale. Tutti gli uomini hanno qualcosa di speciale, dipende. Certo. Devi trovare quello che ti piace a tutti, non so. Da quanto tempo sei in Italia? 3 mesi. Da 3 mesi. E tu praticamente sei rimasta affascinata dalla Sicilia, giusto? Da quando sono venuta per la prima volta, sì. Ti piace la Sicilia? Sì. E ti piace naturalmente i siciliani? Penso di sì. Non è che ho guardato tantissimo, certo, però quello che ho visto. Logico. Va bene, ascolta, parliamo di un'età base di questo uomo che ti piacerebbe, da cui ti piacerebbe essere corteggiata. Parliamo da una base di età, cioè partiamo da un'età da quanto? Più o meno la mia età. Quindi dai 28-30 fino ad arrivare a un'età di 40. una quarantina. Così. Ti piacciono, non so, i bruni, i biondi? O per te non ha importanza magari? Sempre mi sono piaciuti quelli bruni di più, però sono Certe state volte momenti quando hai incontrato magari qualcuno biondo che mi piaceva, sì. Sì, certo, normale. E poi dipende l'attitudine, quello di presenza, come certo, si comporta, magari il carattere, magari il modo di parlare. È normale, questi si scoprono poco a poco. Non ti piace quando un uomo si atteggia? Si atteggia? Sì, si atteggia tipo
Sì, però prende un no. carattere mascolino. Macho. Sì, però dipende, non deve essere troppo esagerato. Se c'è troppo. I tipi palestrati ti piacciono? Sì, Ti piacciono? I muscoli ti piacciono? sì. Molto? Però si non dice quelli con esageratamente. troppo muscoli qui non hanno. Non hanno cervello. Non hanno cervello. Sì. Non è sempre vero, Ah. però. Va bene, Niki. Tu abbiamo detto hai 28 anni e sei praticamente originaria di Romania. Romania. La tua città come si chiama? Motru. Motru. È piccolo. Sì. Va bene. È più Ascolta, grande quello dove studio. Certo. Timișoara si chiama quello. ascoltami, tu praticamente come passi il tempo in una giornata? Cioè dopo la mattina, tu lavori intanto? No, Non lavori. no. La mattina a che ora ti alzi? non voglio dire. Mi vergogno. Ti alzi tardi? Sì. E che fai? Dopo che mi alzo, non so, se ce ne sono cose da fare dentro la casa, li faccio, se no. Se ci sono lavori domestici praticamente li fai. Poi Altrimenti non so, mi metto al computer. Al computer. Guardo in TV. in chat magari, viaggi in chat. Sì. Poi guardo. Ti piace guardare i film in TV, sì? Sì. Qualche programma magari carino, tipo quello mio? Questo è un po' dopo, non so, io sapevo che è di sera, allora non è che mi alzo alle 6 di sera. Logico. Va bene. Il tuo sport preferito? Non lo so, mi piace correre, Correre. Quindi fai molta ginnastica. sì. Correre, jogging, footing Certo. pure si chiama. Si chiama pure così. Certo. Va bene. La tua musica preferita? House. La musica house ti piace? Ti piace ballare in discoteca? Tanto. In Romania andavo ogni weekend. Ti piacciono le cene romantiche? Non so, passare una bella cena romantica con il tuo lui. Nel Sì, momento in cui questo troverai. che pensavo, con il mio lui, che Certo. se è una persona sbagliata, pensi ma quando finisce questa serata? Certo. Essere corteggiata, diciamo, in una maniera romantica oppure in una maniera, come dire, effusionevole. Ci ho trovato una parola nuova. Così. Così. Effusionevole. Sì. Cioè praticamente a te piace essere corteggiata senza che lui si dichiara. Sì, senza. Che te lo faccia capire. Ti piace così, il mistero. Il mistero. Il mistero. Sì, proprio. Ti affascina. Mi affascina. Mi piace giocare. Un giorno lo so, un giorno non lo so, ma questo Esatto. che vuole? Mi Certo. piace o non mi piace? A me di sicuro piace, io Certo. piaccio a lui. Oppure Ascolta, tu sei venuta nella rubrica dei mascoli e femmini, giusto? Tu, faccio la stessa domanda che ho fatto alle altre troniste. Secondo te se ne presenteranno ragazzi? no. Penso di sì. Sì, Penso di sì. Sono una ragazza. certo. È normale. Per cui Devono essere Sarai pronta alcuni a riceverli maschi, e è a normale, a conoscerli, Certo. sì, di sicuro. dimmi Niki, tu sei completamente single, giusto? Sì,
Non sei né sposata né fidanzata. No. Sei praticamente in cerca dell'uomo ideale, Sì, l'uomo giusto, sì, il principe azzurro. sì, Ascoltami, sei stata mai fidanzata? Sì. sì. E quanto tempo fa? Ci siamo lasciati, non so, un mese fa. Ah, quindi pochissimo. Pochissimo, era pure siciliano. Addirittura. Sì, A quanto pare con i siciliani c'è un certo feeling, giusto? penso. Per- Siamo stati insieme 3 anni, anche di più. Ah sì? Sì, Allora è stata una storia praticamente che dura. sì, sì. E Solo che- dovevamo pure sposarci. Addirittura? E come mai è finita così? Perché lui era fuori. No, per la gelosia penso che pure questo, però comunque non siamo stati sempre insieme. Sì. Lui era qui, io in La Romania. lontananza praticamente vi ha fatto dividere. Sì, ora ultimamente lui era in Irlanda. Sono stata pure io lì un po' di tempo e poi sono venuta qui. E dopo questa cosa, non so, è finito. È andato a Dubai, è successo Certo. qualcosa lì. Logico. Io non l'ho chiamato e lui non mi ha chiamato e tutto Ed è finito. Sì, sì, sì. E quindi oggi sei la tronista di Stranamore Siciliano. Va bene, ascoltami Niki, tu sei automunita? Ti puoi muovere? Da sola? Sì, normale. Non è che sono invalida. No, dico la macchina ce l'hai? Sì. Ah no! La macchina non- Questo no. La patente ce l'hai? La patente ce l'ho. Ah, la patente ce l'hai. E quindi sei pratica a guidare? Sì. Sì. Va bene. Che genere di, diciamo, corteggiatore preferisci tu? Che genere di Sì. che punto di vista? Uno. Diciamo, dovrebbe, non so, essere qualche ragazzo, non so, posato, che abbia un bel lavoro. Sposato. No, posato. Ah. Posato significa che abbia una posizione Ok. lavorativa. Penso dipende. Sì, è normale, non è che voglio un ragazzo che non lo sa neanche farsi le lacce. Certo. Logico. Proprio per questo preferisci, non so, i tipi più maturi. Sì, normale. I tipi- Cioè per avere più che altro una sicurezza anche economica, giusto?
sì, 28 anni sono cancro, sono un po' difficile. Come carattere, che tipo di carattere hai tu? Cioè, come ti reputi una tipa romantica, non so? A volte sono romantica, a volte no, dipende di una situazione in quale mi trovo. Certo. Invece parliamo del tuo corteggiatore, cioè ti piacerebbe essere corteggiata da tipi romantici oppure da tipi, non so, sportivi? A me piacciono quelle persone che sanno quando devono essere romantiche. Cioè praticamente che sanno quando usare Sì, sia il sì, romanticismo e sia la sportività, dico. È normale, Esatto. quando devono fare un scherzo, Certo. non è che devi andare a un funerale e si mette a fare delle scherze, per esempio. Certo. No, così. Ascolta, un'altra domanda un pochettino più intrigante. Secondo te, in un rapporto, il sesso ha importanza? Penso di sì. Sì. Cioè per te ha importanza in un rapporto È che ci sia un normale, certo feeling? per tutti, anche Certo. se non dicono no, questo no. È vero che è importante, è normale. Cioè, secondo te ha 50% penso. esatto, un'importanza 50%, rilevante. pure procentuale. certo. 50%. Va bene. Amici telespettatori, state vedendo, abbiamo conosciuto Niki, una ragazza rumena che si è trasferita qui da noi in Sicilia, di 28 anni, che sta cercando praticamente l'uomo della sua vita, l'uomo ideale. Per cui, amici telespettatori, per tutti quelli di voi che volessero conoscere personalmente Niki è qua, che sta aspettando. Per cui, amici telespettatori, fatevi sentire, mandate un SMS perché Niki sta aspettando voi, esattamente che la state guardando in questo momento. Niki sta aspettando il tipo ideale, giusto Niki? Giusto. Niki è la nuova tronista di Strano Amore Siciliano, adesso io la farò alzare, voi la vedrete. Niki è alta 1,70 m senza tacchi, con i tacchi se ne va a 1,80 m naturalmente. Vedete, è una bella biondona, è affascinante, ha degli occhi che sono proprio televisione a colori, ha una bocca fantastica, un nasino Senza parecchio però. un nasino all'avanguardia e un carattere dolcissimo perché è molto dolce, molto... Ah, l'umorismo. Mi piace essere il persona, no? La persona, quello che aspetto io. Deve essere con tanto umore. Certo, Piace ti deve far ridere praticamente. Sì, perché se a ti me fa piace ridere ti conquista, giusto? Sì. Per cui, amici telespettatori, per tutti quelli di voi che si presenteranno, non dovete dimenticare che Niki piace l'umorismo, per cui fatela ridere, non Sì. so, raccontate barzellette, fate qualcosa di carino, giusto? Così. Vabbè, amici telespettatori, vi raccomando, mandateci i vostri SMS al numero che voi conoscete benissimo, ossia il 348 03 82 850.
mandarci l'SMS al 348 03 82 850 specificando nome e provenienza, perché Niki sta aspettando. Niki sta aspettando voi. Cosa vuoi dire, Niki? Niente, sto aspettando. Ok, per la rubrica dei mascoli e femmine Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Ciao Niki. Niki. Ciao ciao. Oh yeah!